Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua. TG Plus News edizione di Venezia, buonasera. In apertura del nostro notiziario la cronaca. Una strisciata con la carta alla validatrice automatica e il biglietto è fatto. E presto lo stesso gesto basterà anche su autobus e vaporetti, su tram e people mover. L'annuncio in occasione della presentazione di Tap and Tap, la sperimentazione di Ferrovie dello Stato sulla tratta Venezia-Verona-Porta Nuova, illustrata questa mattina al binario 14 della stazione ferroviaria di Santa Lucia a Venezia. Il progetto pilota per tutta Italia è stato presentato da Trenitalia con la Regione del Veneto. Da oggi basta appoggiare il bancomat o la carta di credito sulla validatrice automatica al binario di partenza, ripetere l'operazione una volta giunti a destinazione e il biglietto è acquistato. E questa mattina il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro ha presentato a Palazzo Grazioli a Roma alla stampa estera il contributo di accesso per la città di Venezia e la campagna di comunicazione che accompagnerà la sperimentazione. Ribadiamo con forza, ha detto Brugnaro, che nessuno vuole chiudere la città e che se qualcuno vorrà comunque venire in queste giornate da bollino nero potrà farlo, pagando appunto un contributo di 5 euro e prenotando la visita in città. Questo ci consentirà di avere dati veri e importanti, come ad esempio quanti visitatori, da dove vengono, uno strumento importante per capire come organizzare i servizi. Non è un provvedimento che faccio a cuor leggero, ma se continuiamo solo a parlare non faremo mai niente per preservare la delicatezza e bellezza di Venezia. Ulteriori dettagli nel nostro sito notizieplus.it. E nella mattinata odierna a Palazzo Ducale i carabinieri tutela patrimonio culturale di Venezia hanno consegnato alla Soprintendenza per il Comune di Venezia e Laguna una collezione archeologica costituita da 18 reperti in ceramica, rappresentativi complessivamente di una produzione che si data tra il VII e il II secolo avanti Cristo. I reperti, sottoposti a sequestro, i cui esami tecnico-scientifici li avevano ricondotti a contesti italiani, erano stati oggetto di varie alienazioni che avevano interessato diverse regioni italiane. Gli stessi inoltre non erano all'origine accompagnati dalla necessaria documentazione attestante la legittima proprietà. I due beni contraffatti, sempre su disposizione del Tribunale, sono stati restituiti al detentore, la cui collaborazione è stata altresì importante nel corso delle indagini. E a marzo scorso sono stati messi a dimora 3 aceri rossi presso il giardino della scuola materna Zanetti Meneghini di Zanigo, grazie a un progetto ideato dai genitori, dalle insegnanti e dalla Lega Ambiente del Miranese, con il supporto dell'amministrazione e degli uffici comunali di Mirano. Il progetto, spiegano le insegnanti, nasce dall'esigenza di rafforzare il rapporto che i bambini hanno con l'ambiente e il territorio. Vivere delle esperienze all'aperto diventa importante per familiarizzare con la natura che li circonda, favorendo la scoperta, la conoscenza e il rispetto del mondo circostante. Piantare un albero, continuano, è come stringere un patto silenzioso fatto di cure e attese. Le nostre piccole mani imparano la bellezza della terra nella sua semplicità e con essa la magia della vita. Questa era la nostra ultima notizia. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci. Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua.